Rieccoci, Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Io ripeto sempre la ripresa della pubblicità, questa mia pubblicità. Ospite Emanuela Lanzarin, che è l'assessore alla sanità, il nuovo assessore alla sanità, che ha preso il posto di Coletto, e anche ai servizi sociali, che poi anche la sanità comporta tante cose, tra cui appunto l'alimentazione, comporta l'invecchiamento, insomma. La cronicità, certo. Conosce, ne ha tante belle cose da passare. Vabbè, eravamo rimasti al ragionamento che oggi anche i medici hanno questo rischio, però stavo parlando, prima di parlare di questo, appunto dei ritardi per le prenotazioni e lì stavamo facendo un ragionamento come poterli migliorare se uno ha dei problemi, per esempio deve fare degli esami. Io mi domando, uno deve fare un esame perché ha un problema, un carcinoma, un problema importante, fa l'esame e gli dicono lo fai fra 6 mesi perché non c'è posto. Va a pagamento, ce l'hai il giorno dopo. Ecco, anche questa cosa non è un po'... Vuol dire che c'è la possibilità, perché il pagamento poi ne trae dell'utile anche l'azienda ospedaliera, perché viene fatto in ospedale, quindi ne trae beneficio il medico e anche l'azienda ospedaliera. Sappiamo che poi però c'è il problema dei dottori, dei macchinari, se sono esami che hanno bisogno di macchinari, di dottori, di personale che oggi comunque... Io faccio l'avvocato del diavolo, trova sempre, se uno fa l'esame a pagamento, trova sempre in tempi rapidi il tempo per farlo, trovano il tempo, il modo c'è. Per invece a livello normale, dove non ha la possibilità di pagare un malato, deve avere dei tempi di attesa abbastanza lunghi. Ecco, questi tempi di attesa si possono un po' più... Si possono e si devono accorciare, non c'è dubbio. Però diciamo anche che le urgenze, quindi, perché poi le prescrizioni vengono dettate dal proprio medico di famiglia, no? Quindi se il medico di famiglia riscontra che c'è un'anomalia, che c'è qualcosa che deve essere indagato subito, chiaramente fa le prescrizioni d'urgenza e quelle hanno priorità. Poi invece ci sono delle prescrizioni che sono programmatiche e quelle sono quelle che subiscono dei maggiori ritardi. È chiaro però che su questo fronte, insomma, rispetto a un paio d'anni fa, secondo me, insomma, abbiamo fatto dei passi in avanti. Questo non vuol dire che abbiamo finito, ma infatti anche questo è uno degli obiettivi, nel cercare di accorciare ancora di più, insomma, i tempi e le liste d'attesa, insomma, e quindi andare incontro all'utente, al paziente finale. È chiaro che in tutto questo, insomma, il problema, che oggi non è un problema veneto, ma è un problema nazionale, della carenza dei medici, diventa un problema importante, perché noi oggi effettivamente tutto il paese Italia, non solo il Veneto, infatti è una discussione che c'è ad ampio respiro, insomma, abbiamo visto anche sui giornali, insomma, quindi di ASL, non sicuramente Veneto, che evidenziavano questa cosa qui. La programmazione, che è una programmazione nazionale, una programmazione che viene fatta anche dal Ministero dell'Istruzione, quindi neanche dal Ministero della Sanità, quindi dal MIUR, è una programmazione che è stata sbagliata, è stata toppata, e quindi l'università a numero chiuso, poche borse di studio per i specializzanti, il fatto che uno può entrare solo dopo la specializzazione e quant'altro ha creato che oggi, insomma, c'è una grossa difficoltà a reperire dottori, soprattutto in alcune categorie: anestesisti, ginecologi, ostetrici, ortopedici, pediatri, cioè ci sono effettivamente carenze di figure molto importanti. Ci sono anche, aggiungo anche perché delle volte ci arrivano delle dimostrazioni, sono i specializzanti che non sono all'altezza, proprio il motivo lei mi dirà, beh, sono specializzanti, però non sono proprio all'altezza ancora per avere certi incarichi con certe prestazioni a cura del malato, insomma, e qui è proprio il motivo perché è stata fatta una programmazione nei tempi indietro sbagliata, o per quale motivo secondo lei? La programmazione nazionale ha dimostrato di essere una programmazione errata, quindi le 10.000 ingressi all'università, che sono i 10.000 insomma previsti, poi le 7.000 mi sembra, insomma sto cercando di ricordare il numero delle borse di studio per la specializzazione, non sono sufficienti, perché
poi in tutto questo percorso più di qualcuno si perde per strada, quindi non è che alla fine arrivano 10.000 alla fine del percorso di studio, ma qualcuno insomma per tanti motivi per strada si perde, no? E quindi insomma la programmazione non ha tenuto conto di tutte queste evoluzioni e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Poi diventa una specializzazione molto lunga, quindi si arriva tardi insomma all'interno delle strutture e le strutture intanto soffrono e questo è sicuramente un problema. Poi sappiamo insomma che anche dentro le strutture non sempre i giovani medici insomma devono fare un po' di gavetta, quindi non vengono come subito. Si può fare allora? Ma noi Per come supplire a possiamo questa... fare? Noi delle idee ce le abbiamo e sono le idee insomma, che si stanno discutendo oggi anche a livello di governo centrale sulla bozza di autonomia e quindi sono le idee che ci permetterebbero di specializzare all'interno dei nostri ospedali i specializzandi. Quindi iniziare con la specializzazione all'interno degli ospedali, che questa fa Mi anche... sembra che Zaia abbia fatto qualcosa del genere più o meno, no? Mi sembra. Sì, lo sta portando avanti, Esatto. sta portando avanti appunto questa a livello di bozza sulla discussione che c'è sull'autonomia e questa permetterebbe effettivamente di mettere personale giovane, di formarlo, però di formarlo sul posto, insomma, e credo che questo sarebbe anche molto importante e anche potrebbe avere un beneficio, insomma, e permetterebbe anche di, diciamo così, andare incontro alle carenze che oggi, insomma, stiamo incontrando. Il pronto soccorso oggi, ma ne parlavamo anche in una riunione con tutti i direttori generali, i pronto soccorsi oggi stanno soffrendo tantissimo perché per andare in pronto soccorso bisogna avere una specializzazione specifica, quella di medicina d'urgenza e oggi per tanti motivi ci sono pochi specializzati in medicina d'urgenza e quindi i pronto soccorsi stanno soffrendo, cioè quasi tutte le nostre ASL hanno bandito concorsi e i concorsi o vanno a vuoto oppure alla fine insomma si presentano 7-8 persone ma alla fine rifiutano tutti perché poi c'è un mercato oggi tra pubblico e privato così ampio che i pochi che ci sono insomma vengono accaparrati e sappiamo che nel privato hanno delle leve anche economiche molto diverse rispetto al pubblico che ha invece delle regole economiche che sono basate su quelli che sono i contratti nazionali, nulla di più. Pensiamo anche alla montagna. Un problema che noi abbiamo molto forte è quello della montagna e quindi spopolamento della montagna, ma anche la difficoltà ancora di più rispetto alla pianura di trovare medici. Pensiamo a tutto il Bellunese, insomma, Pieve di Cadore piuttosto che Auronzo, insomma tutte quelle zone lì. Oggi noi non possiamo in nessun modo incentivare e quindi premiare quel medico che decide di trasferirsi in montagna, di prestare il proprio servizio in un ospedale periferico, perché i nostri sono strumenti nazionali. Sappiamo che nel privato invece le leve sono diverse. Sì, poi ci sono anche, oltre a questo, abbiamo oltrepassato, perché stavo parlando di tempi attesa, poi abbiamo già passato, siamo andati più là, però ritorno un attimo su tempi attesi per poi ritornare di nuovo nel ragionamento che stavo concludendo. I tempi di attesa però sono anche ridotti perché il suo predecessore aveva fatto sì che anche nei giorni festivi ci fossero i laboratori. Noi abbiamo fatto le aperture perché sembra impossibile. Noi abbiamo fatto le aperture di sera, di notte, di sabato e domenica ci sono pochi malati. Certo. Comincia il lunedì, c'è un traffico indescrivibile. No, c'è stata, ci ricordiamo, insomma, con il presidente Zaia, con Luca Coletto, abbiamo aperto gli ospedali, soprattutto per alcune branche ben specifiche, anche di sera, durante il fine settimana, e questo ha dato comunque un risultato? Una boccata d'ossigeno, perché comunque oltre a dare la possibilità a chi è impegnato di andare anche durante la fine settimana oppure la sera con più calma, sicuramente insomma, ha dato dei risultati, però ripeto su questo settore insomma, stiamo lavorando ancora, non siamo soddisfatti insomma, ancora di quelli che sono oggi certamente no, ma gli obiettivi. Nel ragionamento di tempi attesa non avevamo ricordato che questo, che oggi proprio per velocizzare hanno fatto l'apertura anche nei giorni prefestivi e festivi e questa magari e serali anche. E serali, la gente deve ancora capirlo, ci vorrà un po' più di tempo, però c'è anche questa possibilità quantomeno per... Invece nel ritornare nell'assenza di medici e anche di paramedici, anche infermieri, anche gli OS, gli operatori sociosanitari, quelli mancano anche all'interno delle strutture per anziani, insomma. Ecco, in quanto tempo pensate che si possa ritornare
non dico una normalità, però a una non emergenza come quella attuale per motivi che abbiamo già descritto? Ma è difficile secondo me dare una tempistica. È chiaro che i prossimi saranno anni di grossa sofferenza. Se più ci mettiamo, insomma, è la discussione insomma, che vediamo anche nei giornali, insomma, nei talk, il discorso del pensionamento quota 100, sappiamo che moltissimi sono anche le persone del comparto pubblico, sanitario, scuola, che potrebbero usufruire della quota 100 e questo implica sicuramente una riduzione maggiore. Poi c'è il limite dei 65 anni, che questo non vuol dire, perché qualcuno dice no, ma è giusto che un medico, un primario vada in pensione a 65 anni, poi può andare nel privato e fare la professione, però non può più rimanere nel pubblico, perché così abbiamo i giovani. Però se non abbiamo i giovani, abbiamo bisogno dei dottori, e un dottore a 65 anni insomma è anche al culmine della sua professionalità, insomma delle sue capacità, quindi può ancora servire anche lì, insomma, quindi sono tutte questioni che oggi abbiamo sul piatto, le stiamo discutendo da una parte con con i tavoli che si sono costituiti per l'autonomia e quindi per quanto richiesto dal Veneto, insieme anche alla Lombardia e all'Emilia Romagna, ma ne stiamo discutendo anche nei tavoli romani della Commissione Salute, perché è un problema, ripeto, che abbiamo tutti, da nord a sud, nessuno Certo. è Senta, esonerato. nel fare le scelte dei vari primari, dei vari reparti, c'è il responsabile, ovviamente nel Regione Veneto Mantoan è uno dei più importanti decisionisti, insomma, è un problema anche politico, perché tanti dicono ma mettono quello lì perché ha delle preferenze politiche al di là delle capacità che è un medico. No, no. Lei che è appena arrivata, si è fatta un'idea di questo o ce l'ha Allora, l'idea? le selezioni, i concorsi devono essere tutti concorsi trasparenti, chiari, non c'è dubbio. E quindi l'azienda sanitaria bandisce il concorso per occupare il posto vacante, il posto vuoto, l'apicalità o comunque quant'altro. Le persone partecipano, c'è una selezione, la selezione avviene per curriculum piuttosto che per altro e poi c'è una commissione che sceglie e quindi deve scegliere in base ai titoli, ai risultati e alle capacità. No, non c'è dubbio su Beh, questo, quindi nella massima trasparenza. c'è qualcuno che vorrebbe passare da un'azienda ospedaliera all'azienda universitaria, ovviamente perché poi lì puoi insegnare, puoi fare tante cose, e dicono ma per passare in quell'azienda lì e diventare in quell'azienda lì primario magari bisogna avere qualche conoscenza. Le voci che dicono, lei che vive in questo ramo da poco, però l'ha mai sentito oppure è una cosa che non è così, è solo per capacità secondo lei? Deve essere solo per capacità. Deve essere solo per capacità. Non ci possono essere altre corsie preferenziali, anzi se ci sono, se qualcuno ne ha conoscenza, insomma è giusto che emergano anche perché deve essere per capacità, ci deve essere una selezione trasparente, pubblica e soprattutto la capacità, il curriculum deve premiare rispetto a una professionalità rispetto a un'altra. No, io non ho detto che non c'era, però dico le domande che no, ma è chiaro, un cittadino si fa, ma hanno messo quello lì perché era... ma la sento anch'io, ma si insomma, mette dappertutto, insomma, capita, è stato la sentiamo raccomandato... all'interno delle università, come la sentiamo nel comparto della sanità, eccetera. Però le regole sono regole chiare, precise e trasparenti, perché devono tutelare non solo l'azienda che bandisce i concorsi, ma anche chiaramente Ecco, lei ha l'utenza paura, finale. Assessore, che molti medici scappino, ultimamente si legge all'estero, vengono chiamati dai vari paesi europei perché hanno più soddisfazione da un punto di vista sia lavorativo e anche economico e quindi escono dal nostro territorio per andare all'estero? Ha questa paura, ha questo sentore e se sì, ha qualcosa da fare in modo che questi rimangano qui da noi? No, il sentore e la paura ce l'abbiamo, perché oggi è un mercato e c'è una flessibilità molto molto alta, ma non solo rispetto all'estero, ma anche rispetto appunto all'interno, rispetto ad altre regioni, rispetto al privato, perché comunque c'è una sanità pubblica ma anche privata e il privato, come dicevo, ha delle leve diverse, cioè ha delle leve economiche, ha degli incentivi diversi dal pubblico. Noi oggi abbiamo pochissimi strumenti, e su questo però ci deve essere un intervento nazionale o ci danno l'autonomia e quindi poi gestiamo in casa questo
responsabilità del nostro territorio. Quindi poi certo. gestiamo in casa questa partita, altrimenti ci deve essere una presa di posizione nazionale. No, io lo so perché dico questo, perché nel settore sanitario e anche in altri settori io credo che l'Italia abbia delle eccellenze. Dalla moda cambio completamente il settore, al settore sanitario proprio cerco di prendere gli estremi, e gli altri che hanno economicamente magari più economia o hanno qualche furbizia in più ce li portano tutti via. Ecco, la sanità, che è un'eccellenza ed è sempre stata riconosciuta come un'eccellenza italiana, non vorrei che magari qualcuno ha già iniziato, scappassero magari i più bravi, tutto qui. Ma qui deve quindi maturare la consapevolezza che invece dobbiamo cercare di far di tutto per far sì che le persone studino, si formino qui da noi, facciano l'esperienza qui da noi, ma poi rimangono. Può andare bene l'esperienza come nei giovani all'estero per un periodo, può essere solo un'esperienza che arricchisce, però i cervelli in fuga li dobbiamo far ritornare, noi non li dobbiamo fare andare fuori. Assolutamente d'accordo. Senta, un'altra delle cose importanti sono le strutture. Allora andiamo a sentire, oggi ha parlato il direttore Flor per quanto riguarda la pediatria di Padova e la nuova polo ospedaliero, e poi parleremo anche delle sale operatorie che sono un po' carenti anche e soprattutto nel nostro territorio. Andiamo a sentire cosa dice Flor. Entrambe le opere sono state previste con una tempistica e una cadenza dei tempi, con tutte le operazioni da fare. Per quanto riguarda la pediatria, in questa fase stiamo validando il progetto anche con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ci aveva garantito la collaborazione, la sorveglianza collaborativa, da un lato per quanto riguarda il progetto del nuovo edificio, per quanto riguarda la demolizione e lo spostamento della pneumologia. È previsto che procediamo con l'apertura del cantiere nel corso del mese di marzo, io penso verso fine marzo, e siamo sui tempi previsti dal cronoprogramma. Per quanto riguarda il nuovo ospedale, dopo la firma della cessione dell'area del 22 ottobre, anche qui abbiamo una intensa attività amministrativa per arrivare ad avere l'area su cui bandire la progettazione, che avverrà nel corso del 2020. A inizio 2020 penso potremo bandire la progettazione. Questo vuol dire che avremo sistemato tutte le previsioni, da un lato della destinazione sanitaria, la ripartizione tra via Giustiniani e Padova Est, e dall'altro la sistemazione di tutte le opere infrastrutturali e le previsioni urbanistiche. Per questo avremo una serie di incontri che faremo nella forma della conferenza del servizio per stabilire esattamente come portiamo avanti il programma insieme con Regione, Università, Comune, Provincia, probabilmente Demanio, e per arrivare ad avere di fatto area libera su cui lavorare tranquillamente. Ecco, lei ha anche questo compito, perché l'azienda ospedaliera di Padova ovviamente ha il nuovo polo ospedaliero che hanno firmato insieme a Zaia, c'è pediatria che dovrebbe iniziare il lavoro, doveva essere buttata giù la pneumologia, però sono ancora in ritardo i lavori. Oggi il direttore Flor ha detto che tutti i lavori verranno rispettati come dice il cronoprogramma. Ecco. E quindi anche questo sarà un futuro molto importante, insomma, per la sanità veneta. Ma allora noi abbiamo oggi tutta una serie di investimenti importanti in itinere, perché poi sappiamo, e questo purtroppo ce lo dobbiamo dire, insomma, i tempi di realizzazione, i tempi burocratici sono tempi immani, insomma, lo sanno benissimo i sindaci quando devono fare un'opera pubblica, lo sappiamo quando dobbiamo fare un'opera pubblica, pensiamo alla Pedemontana, eccetera. Quindi un'opera come un ospedale, insomma, diventa poi, se come in questo caso siamo vicino al centro città, ci sono dei resti, ci sono i beni culturali, insomma, sappiamo c'è di tutto di più, e questo non fa bene perché comunque i tempi si allungano, eccetera. Sicuramente quindi stiamo cercando di monitorare tanti interventi che ci sono oggi e sono già partiti in Veneto. Padova sicuramente la fa da leone, insomma, perché con pediatria, però come diceva anche il direttore generale, mi sembra che a breve, insomma, febbraio-marzo ci dovrebbe essere la demolizione. Padova la fa dalla parte leone perché ha fatto la parte della pecora fino a poco tempo fa in tutte le città del Veneto. Insomma, adesso
penso si è hanno ottenuto un buon fatto risultato. a Padova del nuovo ospedale si parla da 21 anni, Sì, non certo. e dunque se verrà costruito, io dico se verrà perché fin non lo vedo, ma non ci credo, sarà pronto fra 10 anni, vuol dire che dall'idea alla conclusione sono passati 30 anni, Lo so. 3 o 4 generazioni. Questo è un male, cioè, ma questo in generale nelle opere pubbliche, quindi l'ospedale, l'infrastruttura, cioè dall'idea, dalla progettazione, poi alla realizzazione, purtroppo in questo Ci facciamo paese, tempo a morire, insomma. passa troppo tempo. Però oggi Magari con insomma. l'autonomia forse ne passerà meno, mi auguro, ne passi meno, Sì, poi insomma. però penso che i controlli, anche l'ANAC nazionale che è stata citata, eccetera, il codice appalti, insomma, su quelle sono delle cose a cui credo saremo sempre soggetti, che vanno bene per il discorso trasparenza, corruzione, infiltrazioni di un certo tipo, criminali, mafiosi, eccetera. Però quando invece ostacolano e diventano effettivamente motivo per cui, insomma, non vediamo mai la fine, diventa pesante, difficile da spiegare, ma nel corso del tempo sappiamo anche aumentano i costi, insomma le varianti sono tante. Però dicevo, mi sembra che pediatria, insomma, dovremo esserci con i tempi della demolizione, quindi insomma quello sarà il via ufficiale, e anche sull'ospedale di Padova Est, insomma, stanno chiudendo un po' con tutti i problemi che ci sono per la progettazione e tutto il resto. Poi ricordiamo, insomma, abbiamo l'ospedale di Asiago che invece è addirittura d'arrivo per quanto riguarda il territorio vicentino, e lì i problemi sono stati appunto i contenziosi con le imprese, perché poi molti di questi ospedali sono iniziati quando c'è stato il problema che con le imprese edilizie, quindi la grande crisi che poi ha creato appunto alcune imprese che non sono riuscite a portare a termine l'appalto che avevano vinto, e quindi è iniziato un contenzioso, e quindi prima di rescindere il contratto, insomma, sono passati anni. La stessa cosa è successo per quanto riguarda Montecchio Arzignano, in cui c'è la realizzazione del nuovo ospedale. Feltre lo stesso è in fase di realizzazione, tutta una sistemazione esterna e interna, quindi diciamo che abbiamo molti cantieri aperti in Veneto. E questo a testimonianza che si sta investendo molto sulle infrastrutture sanitarie, come si sta investendo molto sulle attrezzature. Ogni anno noi prendiamo dal fondo sanitario circa 70 milioni e li distribuiamo su attrezzature tecnologiche d'avanguardia, suddivise tra i bisogni delle varie USL. Questo credo che sia importante, perché una sanità deve essere una sanità sempre all'avanguardia, che corre accanto, insomma, alla tecnologia. Sappiamo con che velocità oggi, insomma, se passi da una tecnologia ad un'altra, e quindi è molto importante che continuino, e vogliamo garantire finanziamenti di questo tipo. Ecco, in queste opere, Assessore, c'è anche in certi ospedali, per esempio prendiamo lo Iova a Padova, ci sono poche sale operatorie, e quindi lì diventa anche un problema tra i vari chirurghi: no, me la prendo io, no, te la prendi tu, no, tocca a me, no, tocca a te. Ecco, si può risolvere questo problema, perché davvero sono poche le sale operatorie in Veneto, e in modo specifico io parlo anche nello IOV, per quanto riguarda lo IOV. Allora, il nuovo policlinico, quindi il policlinico universitario, quello che verrà realizzato a Padova Est, risolverà sicuramente tutti i problemi che ci sono, però insomma ci vuole un po' tempo. Per quanto riguarda lo IOV, ricordiamo che una parte dello IOV oggi trova spazio nell'ospedale di Castelfranco, in cui c'è quindi anche disponibilità, insomma, di sale e quant'altro, e quindi riusciamo a dare una risposta molto più puntuale a tutti i pazienti. E quindi le due parti, sia la parte di Castelfranco che la parte insieme alla parte di Padova, riuscite a soddisfare? Dunque le sale operatorie sono sufficienti, cioè non sono insufficienti per quanto riguarda lo IOV, insomma? Ma su questo non le so rispondere, io non ho avuto, insomma, cognizione o comunque richieste oggi di mancanza di sale operatorie. Oggi dico che le due dislocazioni, quindi la sede storica, la sede, insomma, di Padova, che è una sede importante, quindi ha un bacino molto importante, assieme a quella che si è, insomma, alla parte che si è costruita, non costruita fisicamente perché c'era già, ma che oggi viene utilizzata con gli stessi professionisti a Castelfranco, insomma, credo che dia una risposta. Dopodiché, insomma, se ci sarà necessità, insomma, non mancheremo a fare interventi anche in questo senso. No, io le faccio le domande tanto per capire un po' come funziona tutto il meccanismo. E invece per quanto riguarda i medici di base, e molti medici di base hanno molti pazienti iscritti nella loro lista, insomma, ecco, lì come funziona?
ci sarà, si andrà avanti con questo modo, questo metodo, oppure Allora, verrà... intanto anche qui abbiamo il problema perché c'è da una verifica fatta, noi tra un paio d'anni ci mancheranno molti medici di base, perché anche lì ce ne sono sempre meno, quindi ci sarà una carenza dei medici di base. E quindi per cercare di trovare una soluzione a questa carenza, nel nuovo piano sociosanitario, insomma, abbiamo previsto anche la possibilità di diverse forme, non solo il medico di base come è conosciuto oggi, ma anche la possibilità delle forme private accreditate per quanto riguarda la medicina territoriale e quindi degli ambulatori, insomma, privati accreditati, che però quindi vuol dire accreditati, vuol dire controllati dalla Regione Veneto, che possono nel caso di mancanza di medici, sì, che nel caso di mancanza di medici di medicina generale, insomma, possono, insomma, essere presenti e quindi dare una risposta, perché anche i medici di medicina generale, insomma, per il futuro sono una di quelle categorie su cui ci sarà molta sofferenza. Lo so, mi preoccupa quello che sta dicendo Assessore, perché abbiamo una sanità che sentire il pubblico è una sanità che funziona, al di là dei miglioramenti, i tempi d'attesa. Per la sanità deve camminare sugli uomini più che sulle tecnologie. Le tecnologie vanno bene, ma servono gli uomini, servono le persone, e oggi a noi manca il capitale umano, questo è vero. Il capitale umano dipende anche dallo stipendio che uno dà, cioè dico, ma sicuramente, ritorniamo al discorso di prima, sicuramente in alcuni casi, penso alle zone disagiate, prende 30 milioni all'anno. Alle zone disagiate, noi se potessimo incentivare un po' più le persone a dire tu scegli una zona disagiata come può essere la montagna, perché noi abbiamo bisogno di un servizio, però possiamo anche riconoscerti qualcosa in più per il disagio, perché devi spostare la famiglia, insomma, per una scelta di vita diversa. Oggi non lo possiamo fare. Se Ronaldo, le stavo facendo esempio prima, la pubblicità, prende 30 milioni, prende 100 milioni con la pubblicità, l'anno 120 quello che prende, il mio chirurgo che mi ha salvato la vita ne dovrebbe prendere 500. Sì, è sproporzionato. Capito, è sproporzionato. Io credo che la responsabilità però non può neanche prendere il mio chirurgo, lavorare 20 ore al giorno, il mio chirurgo, dico il chirurgo in generale, perché sono lì dalla mattina alle 6, alle 7, stanno lì fino alle 8, alle 9, e domenica, lunedì, i chirurghi sono sempre io credo che oggi ci sono meritano qualcosina. Io oggi credo che ci sono delle categorie, come possono essere i medici, ma anche gli insegnanti per alcuni versi, insomma, che non sono sicuramente remunerati rispetto al lavoro e alla professione che fanno. Sono perfettamente d'accordo. Poi anche lì bisognerebbe distinguere rispetto al merito, rispetto anche alle capacità e ai risultati, però oggi, insomma, abbiamo questa situazione. Perfettamente d'accordo con lei, credo che un chirurgo non deve fare 10 operazioni al giorno e prendere 5.000 euro al mese, insomma, credo davvero che sia molto riduttivo e neanche giusto, santo Dio, non credo sia neanche giusto, almeno dal mio modesto punto di vista. Rimanete con noi, poi abbiamo l'ultima parte tra poco.